Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Dietro molti incendi, la mano dell'uomo, non ha dubbi la forestale impegnata con i vigili del fuoco a domare roghi in queste ore. 4.000 gli interventi necessari, danni per centinaia di milioni. La Regione Sicilia chiede lo stato d'emergenza, tregua relativa a Palermo, mentre a Savoca, nel Messinese, si è sviluppato un nuovo fronte di fuoco. Vedremo le immagini della distruzione nel Catanese dopo che le fiamme hanno devastato intere zone anche nei centri abitati. Ad Aci Catena resta la cenere e il dolore di chi ha perso tutto. E arriva anche la denuncia del WWF, colpita la riserva naturale del lago Soprano in provincia di Caltanissetta. A Catania, stremata dalle emergenze acqua e luce, centinaia le chiamate al centro operativo comunale. Ancora proteste in strada per il blackout. Mattarella telefona al sindaco Trantino, concreti aiuti alla cittadinanza. Aeroporti in Sicilia per i vigili del fuoco che si sono rivolti alla procura. Il rogo di Fontanarossa 10 giorni fa potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento di una stampante. Vedremo tra poco la situazione negli aeroporti di Catania e Palermo. Calcio, con un messaggio sui social, Ciccio Lodi lascia il calcio giocato. Intanto il Catania si allena a Zafferana mentre la dirigenza lavora per completare l'organico. Buonasera, come avete sentito dai nostri titoli e del telegiornale, in primo piano l'emergenza incendi, già 4.000 gli interventi dei vigili del fuoco, per la forestale dietro c'è la mano dell'uomo. La Regione Sicilia intanto chiede lo stato di crisi per il ministro Musumeci che domani riferirà alla Camera, occorrono centinaia di miliardi per mettere in sicurezza i territori. Cominciamo i nostri aggiornamenti proprio da Palermo con Marco Gullà. Il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale e richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per gli incendi e l'eccezionale ondata di calore in Sicilia. Secondo una primissima stima fatta dalla Protezione Civile siciliana, i roghi che negli ultimi 2 giorni hanno devastato l'isola hanno causato oltre 60 milioni di euro di danni. A questi bisogna aggiungere gli oltre 200 milioni di euro quantificati dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'eccezionale ondata di calore e gli altri danni in fase di determinazione per la distruzione di produzioni e strutture agricole a seguito degli incendi. 48 ore d'inferno, di fiamme in varie parti della Sicilia e non solo a Palermo, incendi in tutto 338 che hanno visto impiegati 4.585 uomini e donne tra personale in divisa e lavoratori forestali con 748 mezzi antincendio utilizzati, 26 gli interventi di velivoli nazionali e 53 quelli degli elicotteri regionali con oltre 1.300 lanci. Il presidente Mattarella, preoccupato per la situazione, ha telefonato oggi al governatore Schifani. Il presidente della Repubblica ha manifestato la propria solidarietà e vicinanza al popolo siciliano, dichiarandosi disponibile a eventuali interventi anche in prima persona se necessari. E sull'origine dei roghi la procura ha aperto un'inchiesta, innanzitutto per capire se dietro ai tanti incendi che hanno messo in ginocchio la Sicilia sia una regia comune. Infine è stata disposta l'autopsia sui corpi dei 2 coniugi Salvatore Cometa e Teresa Monastero di 78 e 76 anni, morti ieri carbonizzati per cause ancora da accertare nella loro abitazione in fondo Orsa a Cinisi. Adesso nel Messinese, paura per un nuovo vasto fronte di fuoco che si è sviluppato nel pomeriggio a Savoca dopo una nottata di incendi. Chiusa la strada di accesso al borgo. Sentiamo Francesco Triolo. Neanche il tempo di quantificare i danni, neanche un attimo di respiro per abitanti e soccorritori. Il fuoco che a Savoca sembrava essere stato spento invece in mattinata ha ripreso vigore e nel pomeriggio si è ampliato grazie alla forza del vento che sta aspirando in questo pallone. Strada chiusa per Savoca, paese isolato e c'è tanta preoccupazione, come testimoniano le parole del sindaco Massimo Stracuzzi. Purtroppo sì, pensavamo che eravamo oramai agli sgoccioli, invece no. Si è girato il forte vento e il fuoco ha ripreso vigore. Abbiamo dovuto chiudere in entrata e in uscita la strada per Savoca, abbiamo staccato la corrente, la 30.000 e ora facciamo un po' di sganci col Canadair e poi andiamo da sotto con i vigili del fuoco. Al contempo anche su Botte e su Rina ha ripreso vigore e anche su Roms. Vediamo, speriamo di uscirne il prima possibile. Sul posto una squadra di vigili del fuoco proveniente da Terni, in azione un Canadair, strada chiusa in entrambe le direzioni, isolata Savoca ma anche Casalvecchio, Siculo, un pullman di turisti pronto a visitare il famoso borgo per il film Il Padrino è stato costretto a tornare indietro.
Già la notte scorsa le fiamme alte avevano assediato il centro del paese per 12 ore, diversi gli attimi di paura per il borgo, il fuoco ha raggiunto la chiesa madre e il Calvario provocando danni al museo comunale e all'auditorium, danneggiate le facciate, una stanza all'interno, incenerita la pineta comunale da dove le fiamme hanno quasi raggiunto le abitazioni. L'aria in tutta la zona è stata irrespirabile per diverse ore, con gli abitanti costretti a rimanere chiusi in casa per il fumo degli incendi. Intanto a Catania si fa la conta dei danni e da domani passerà da bollino rosso a bollino giallo, facendo abbassare le temperature anche di 13 gradi. Ma il caldo rovente di questi giorni ha provocato gravi danni su più fronti, tra incendi e blackout. Facciamo il punto con Simona Mazzona. L'ondata di grande caldo portata da Caronte da giovedì si attenua, lasciandosi alle spalle, almeno per tutta la settimana, quei picchi che sono arrivati a sfiorare i 50 gradi in alcune zone dell'isola. E Catania lascia il bollino rosso fisso che ormai si portava dietro da giorni, con le previsioni che annunciano per giovedì temperature in calo, mentre venerdì e sabato torneranno a risalire leggermente, mantenendo il bollino giallo fino al weekend. La colonnina di mercurio scenderà anche di 13 gradi. Venti più freschi settentrionali spazzeranno via del tutto la calura opprimente dell'anticiclone africano, ma il caldo rovente che ha dominato l'isola in questi giorni ha provocato innumerevoli danni su più fronti. Una scure che si è abbattuta sulla salute pubblica con l'interruzione di energia elettrica ed erogazione idrica, un fatto che ha scoperchiato il vaso di Pandora. Rete e centraline di un sistema inadeguato, come lo ha definito il ministro per la protezione civile Musumeci. Mentre a Catania i cittadini sono scesi in strada in diversi quartieri per protestare e un gruppo si è recato sotto la sede Enel di via Domenico Tempio, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, comune anche questo sprofondato nel blackout, come componente del direttivo ANCI Sicilia, l'Enel l'ha denunciata per interruzione di pubblico servizio. Sul fronte degli incendi, le migliaia di interventi effettuati da vigili del fuoco, forestali e protezione civile hanno fatto scendere il numero dei roghi da domare, anche se nel catanese c'è stata una notte di fuoco che non ha risparmiato case, stabilimenti, appezzamenti di terreno e strutture come la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi, la Timpa di Acireale, Santa Venera al Pozzo e le zone di San Nicolò, Acicatena, Zafferana, Pedara e vaste aree dell'Interland. E vediamo la distruzione nel catanese, perché a aggravare appunto la situazione anche quello che è stato appunto soprattutto ad Acicatena, è stato un vero e proprio incubo, scuole, case bruciate e abbiamo registrato la disperazione di chi ha perso tutto. Lorena Dolci. Le fiamme sono arrivate qua sotto nel giro di pochissimo tempo. Ci siamo affacciati dal balcone e abbiamo visto queste fiamme che salivano proprio. Siamo stati fortunati. È andata molto peggio. A questa palazzina alle sue spalle ospitava gli uffici di un patronato ed un appartamento. Chi abitava qui non ha più un tetto. Nel campo di fronte i residenti cercano di spegnere gli ultimi focolai che portano i miasmi fino alle loro case. Non si spegne però, e non vogliono parlare, la rabbia per il mancato intervento dei vigili del fuoco. Troppi fronti, troppi focolai, un vento incandescente hanno prodotto questo scenario di devastazione. La Timpa di Valverde non c'è più. 2 scuole sono state circondate, eccole annerite dal fumo, insieme a questo chioschetto dove i titolari hanno lottato disperatamente per tenere a bada le fiamme. Gli operai di e-distribuzione sono al lavoro in questo momento per ripristinare alcuni cavi elettrici rimasti danneggiati dall'incendio di ieri. Al COC, il centro operativo comunale, in queste stanze hanno passato la notte una decina di anziani che non se la sono sentiti di restare in balia del fumo e degli incendi. Si inizia la conta dei danni che riguarda anche piccole e grandi attività. Questo era il vostro camion dei panini? Esatto, sì. Quello che è rimasto più o meno del nostro camion. Perché io ancora in teoria potevo anche mettere a moto il camion e portarlo via da qua e non mi hanno... Era pericoloso. Esatto, non mi hanno permesso di farlo e mi sono visto il camion bruciare davanti. E adesso? E adesso siamo 3 famiglie a casa senza poter fare nulla. Al Blu Panorama non ci permettono di riprendere la devastazione della sala ricevimenti. Il signor Luciano, invece, titolare di un'azienda di insalate confezionate, ci racconta la battaglia persa contro il fuoco. 20.000 litri d'acqua non sono stati sufficienti e sono stati la classica goccia d'acqua sul fuoco, perché a un certo punto è arrivata l'apocalisse. Siamo stati accerchiati al fuoco da tutti i lati, vento, fiamme che salivano, fumo. L'unica nota positiva che abbiamo avuto il tempo, grazie a Dio, di chiamare i nostri dipendenti, portarli immediatamente fuori e farli scappare in direzione mare in modo da cercare di evitare qualche tragedia. E per fortuna oggi diciamo che siamo tutti salvi,
e siamo di nuovo pronti a ripartire. Gli operai sono in cassa integrazione, quando pensate di ricominciare? Spero presto. Non solo incendi, senza acqua e luce da giorni, tornano in strada gli abitanti della zona di Via della Concordia, periferia sud di Catania. Circolazione bloccata, autobus impossibilitati a proseguire il servizio di trasporto pubblico. Come vedete nelle immagini inviate alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005. Cittadini spazientiti per la mancanza di servizi hanno organizzato una nuova protesta per richiamare l'attenzione delle istituzioni. Traffico in tilt fino all'intervento dei vigili urbani che hanno poi ristabilito l'ordine. E sempre a Catania, centinaia le richieste di aiuto al centralino del comune allo 095 48 4000. Pochi cittadini alla ricerca di sollievo alle ciminiere dove il comune ha allestito un servizio di accoglienza. Emanuela Corsi. Sala operativa Protezione Civile, buongiorno. I telefoni non smettono di squillare al centro operativo comunale di Catania, dove arrivano centinaia di segnalazioni da parte di cittadini in difficoltà. La città fa i conti con un nuovo giorno nero tra temperature elevate e distacchi di luce e acqua a macchia di leopardo su tutto il territorio comunale. Gli operatori provano a dare risposte a cittadini esasperati. Purtroppo non abbiamo un orario per cui noi possiamo riferire. Siamo, come dire, in allerta, però abbiamo superato il momento critico che è stato quello di questa notte. Anche oggi sono diversi i cittadini che già dalle prime ore del mattino si recano al centro di accoglienza allestito dall'amministrazione comunale nel Viale Africa. Qui vengono assistiti dai volontari che forniscono loro pasti e bevande in un locale climatizzato. Ad esempio a casa mia non abbiamo luce in questo momento. Pensi, 7° piano senza neppure l'ascensore, con la gente che rimane bloccata negli ascensori, qualcosa di abominevole. C'è chi viene solo per trovare un po' di refrigerio, anche se la situazione più critica, ci raccontano, è stata registrata ieri, quando un centinaio di persone si sono rifugiate qui a causa delle temperature roventi. C'è troppo caldo, troppo, pazzesco. Una cosa pazzesca, ma purtroppo dobbiamo sopravvivere. A disposizione dei cittadini c'è anche un servizio di trasporto per il centro. Ieri sera mi hanno accompagnato con la macchina fino a casa. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiama il sindaco trantino per testimoniare la sua vicinanza alla popolazione catanese, in attesa che il Consiglio dei Ministri di oggi riconosca lo stato di emergenza sollecitato dalla regione siciliana. Questo, dice il primo cittadino, consentirebbe l'impiego di adeguate risorse sul territorio, fortemente provato dalle calamità di questi giorni. Le fiamme hanno colpito anche la riserva naturale di Lago Soprano di Serra di Falco in provincia di Caltanissetta. Ne dà notizia il WWF Sicilia Centrale. Sono andati distrutti 20 ettari di aree naturali di grande pregio ambientale con conseguenze catastrofiche per la flora e la fauna, anche di specie protette e rare. I volontari dell'organizzazione sono intervenuti sul posto collaborando con le autorità e i servizi antincendio. Il WWF parla di totale assenza di gestione della riserva, che pure è inserita nel piano regionale dei parchi delle riserve della regione. L'associazione ambientalista chiede l'apertura di un'indagine per disastro ambientale. E a Catania, in pieno caos per l'emergenza incendi, con un caldo record e interi quartieri della città e dell'Interland senza acqua e luce, qualcuno ha autorizzato questi operai a continuare i lavori di scarifica e nuova bitumazione del manto stradale sulla circonvallazione, con la conseguente paralisi della strada nella carreggiata in direzione Ognina, come vedete da queste immagini. Operai costretti a lavorare sotto il sole con temperature proibitive, automobilisti spazientiti, lunghe code, sensazione di enorme scoramento. Gli interventi, è bene precisarlo, erano stati avviati nei mesi scorsi e già in stato di avanzata esecuzione rientrano nell'ampio progetto di messa in sicurezza e riqualificazione dell'intera circonvallazione. Ci fermiamo a una breve pausa pubblicitaria.
Adesso le emergenze negli aeroporti siciliani. Secondo i vigili del fuoco che si sono rivolti alla procura, il rogo di Fontanarossa 10 giorni fa potrebbe essere stato causato dal malfunzionamento di una stampante. Intanto migliora lentamente la situazione dei voli da e per la Sicilia, anche se i disagi continueranno probabilmente fino alla fine della settimana prossima. Per il ministro Urso il rogo ha provocato un danno immediato al sistema turistico. Maglio Viola. Un banale cortocircuito al cavo di alimentazione di una stampante. Sarebbe stata questa la causa del rogo che il 16 luglio scorso ha semidistrutto il terminal A dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo sospettano i vigili del fuoco che hanno presentato una relazione ai magistrati. Sul rogo comunque si dovranno pronunciare anche i consulenti nominati dalla procura che lunedì prossimo faranno il primo sopralluogo e cominceranno di fatto il loro lavoro. Intanto sono 10 ogni ora, 5 in arrivo e 5 in partenza, i voli gestiti attraverso il terminal C dallo stesso aeroporto di Catania Fontanarossa. Da oggi l'annunciato aumento è realtà. La prossima settimana i voli aumenteranno ulteriormente fino a 14 l'ora grazie alla tensostruttura da 500 metri quadrati allestita dall'aeronautica militare. Martedì 1 agosto poi il terminal A sarà riconsegnato alla SAC dopo la conclusione delle operazioni di bonifica e ripristino. Da quel momento partirà l'iter per i collaudi e si spera che tutto vada al suo posto per tornare alla normalità nel weekend 5-6 agosto. Intanto è rientrata anche l'emergenza Palermo, oggi 208 i voli totali, 14 dei quali ex Catania Fontanarossa. A Trapani Birgi 47 invece i voli per un totale di 80 movimenti, di cui 3/4 originariamente da e per Catania. Sono invece 50 i movimenti giornalieri nel piccolo aeroporto di Comiso che prima dell'emergenza riceveva 5 o 6 voli al giorno con una media di 500 passeggeri da gestire, mentre adesso ne conta più di 5.000. L'aeroporto lavora al momento H24, da Comiso a Catania, istituiti bus navetta della SAC in aggiunta a quelli messi a disposizione da AST, SAIS e dalle compagnie aeree. Giovanni Di Leo, procuratore generale in Cassazione, è il nuovo procuratore di Agrigento. È stato designato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Ci fermiamo, una breve pausa. Eccoci allo sport con un messaggio sui social. Ciccio Lodi lascia il calcio giocato. Catania, sei stato tutto il mio cuore, sente soltanto l'urlo del Massimino, ha detto Lodi. Intanto la squadra si allena a Zafferana mentre la dirigenza lavora per completare l'organico. Sentiamo Angelo Gagliano. Il mio cuore sente soltanto l'urlo del Massimino, la mia vita. Catania, sei stato tutto. Ci vediamo presto. È forse uno dei passaggi più toccanti della lettera di Ciccio Lodi, che si congeda così dal suo Catania, anche se lascia aperto uno spiraglio che molti tifosi hanno interpretato come un addio al calcio, ma non alla città. Quella città che lo ha amato e coccolato e che lui ha ricambiato a suon di gol, assist, passione ed attaccamento ai colori rossazzurri. L'ultimo vero 10 rossazzurro lascia dopo 239 presenze e 50 reti, così distribuite, 20 in Serie A, 26 in Serie C e 4 in D, ed una promozione che ancora mette i brividi perché rappresenta la rinascita del calcio alle falde dell'Etna. Lascia il calcio perché non vuole indossare altre maglie, ma potrebbe dedicarsi anima e corpo al settore giovanile e quella "ci vediamo presto" sui social può essere un indizio per restare al servizio del suo Catania, che intanto fatica a Zafferana agli ordini di Luca Tabbiani e del suo staff, affrontando temperature roventi e l'aria resa incandescente dagli incendi di queste ore. Capitolo calciomercato. La dirigenza lavora per completare l'organico e sono tanti i nomi nel taccuino di Laneri e Grella. Si cercano un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Per il ruolo di guardiapali non si esclude un ritorno dell'ex rossazzurro Furlan, anche se l'obiettivo è Dini del Crotone. Per il reparto arretrato piace Marconi del Palermo. In mediana si punta su Pinato, che si è svincolato da Pordenone, mentre per l'attacco circolano diversi nomi, più o meno suggestivi, per esempio Ferrante della Ternana, Donnarumma, ex del Catania, e Gori, cartellino della Fiorentina, ma con esperienza in Serie B con Cosenza e Reggina. In uscita, Boccia sarebbe sul punto di legarsi alla Juve Stabia, con cui si sta allenando ormai da alcuni giorni. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.